1, 2, 3, prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Prova.
Buonasera e benvenuti qui al Pala BFC per questa partita di basket tra Ginnastica Triestina, che è ospite qui oggi del basket femminile conegliano, per questa sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. Come sempre, dietro ai nostri schermi, in regia, in cabina di regia, il nostro mitico Andrea Grava, e in fianco a me Fabrizio Torazza e Federico Cais, che vi salutano e vi danno il benvenuto per questa partita. Una partita che si mette subito insomma, un po' difficile per noi, perché ospitiamo una squadra che, oltre ad avere una fama e un nome importante, è comunque una squadra ben attrezzata, che ovviamente ha fatto 150 km di autostrada per venire qui e portarsi a casa il bottino pieno. D'altra parte BFC nelle ultime partite ha dimostrato di avere ingranato una marcia di cattiveria e consapevolezza importanti. Non è riuscita purtroppo a concretizzare in termini di punti, però sicuramente si è visto un buon gioco e si è visto un atteggiamento interessante. Quindi Fabrizio, che cosa ci aspettiamo da questa partita oggi? Sì, giustamente Fede, come dicevi tu, una squadra e soprattutto una società davvero con un nome davvero molto importante. Ginnastica Triestina, che addirittura come società sportiva nasce nel 1863, attualmente copre 20 discipline sportive con 1000 iscritti, e già questo ci fa, diciamo, venire la pelle d'oca. Dopodiché, anche a livello di basket femminile, è una società con una tradizione davvero importante. In questo momento le nostre avversarie sono seste in classifica, quindi subito a ridosso delle prime. Si presentano qui al completo, a parte l'assenza di Sara Fumis, che è una loro guardia pivot, però per il resto sono al completo. Noi abbiamo recuperato nell'ultimo periodo Rebecca Botter, stiamo inserendo gradualmente Giulia Vettori, che è ormai praticamente a pieno regime, infatti vedete che parte in quintetto, e arriviamo sicuramente da partite positive, nelle quali però purtroppo non siamo riusciti a concretizzare con i 2 punti in classifica. Io spero che sia una bella partita, intanto è una partita combattuta, sicuramente anche contro questa squadra che vanta centimetri ed esperienza in più di noi. Dovremo metterla sull'aggressività difensiva e sulla velocità. Intanto subiamo il primo canestro in 1 contro 1 da parte di Roberta Castelletto, che porta sul 2-0 per Ginnastica Triestina il punteggio. Trieste già a zona, coach Jogan schiera le ragazze in 3-2, ma intanto sotto canestro addirittura Giulia Vettori, che va a usare il piede perno, a sbagliare da sotto, ed è ancora Trieste in transizione con la numero 13, abbiamo visto, Irene Cigliani, una giocatrice, forse la giocatrice più pericolosa dal punto di vista offensivo. Tanto proprio Vettori a recuperare la palla per Tronchin, che va in transizione, e poi è Serena Marton a attaccare il centro dell'area e a sbagliare poi la conclusione. Ottimo intervento qui di Giulia Vettori, che è riuscita a strappare palle e lanciare il contropiede. Peccato, perché Serena Marton aveva trovato una buona penetrazione, ma non è riuscita a trovare l'equilibrio per tirare in maniera più sicura. E adesso è proprio Mervic dai 3 punti, l'altra giocatrice assolutamente pericolosa, assolutamente da marcare. Subito una notazione: Ginnastica Triestina è una squadra che tira tantissimo da 3 punti, quasi la metà delle conclusioni dal campo vengono da 3, segnano quasi 6 canestri da 3 punti a partita, che comunque è una media ben più alta della nostra, e quindi dovremo assolutamente fare attenzione alle loro tiratrici dal perimetro, prime fra tutte Cigliani e Mervic, appunto. Sì, Nervic, che ha pestato probabilmente la linea, dato che è Esatto, stato hai decretato ragione. da 2 punti, per fortuna, perché comunque ci troviamo sotto di 4, e col tempo che sta scadendo, e Serena Martò che non riesce a trovare la coordinazione per effettuare un tiro, perché ha trovato un muro di mani triestine davanti a sé, e abbiamo perso palla. 7:51, siamo ancora a bocca asciutta, e con Trieste che invece è avanti 4-0. Sì, come dicevamo appunto,
Il tiro da fuori attualmente non è proprio l'arma più pericolosa che abbiamo e coach Hogan legge tatticamente subito la partita, quanto le triestine appunto sono molto chiuse dentro l'area, vedete come si staccano proprio, ci concedono il tiro da fuori, però quando ci avviciniamo al canestro troviamo, come hai detto giustamente, un muro. Anche adesso 6 secondi sul cronometro dei 24, Serena Marton a sparare da fuori, ma Tronchin a lottare a rimbalzo. Purtroppo Giulia tocca la palla che esce e perdiamo quindi palla. Effettivamente è proprio così, c'è una densità abitativa all'interno della lunetta che è spaventosa e questo ci sta mettendo in difficoltà. Adesso è Matilda Ciotola con la palla che riapre proprio per Mervic che prende il tiro dalla media. Lo sbaglia adesso. Vettori a superare la metà campo, un arresto un po' dubbio. E adesso ancora ad attaccare la zona triestina. Ed è Giorgia Zanardo a sbagliare il passaggio. Castelletto legge tutto e va a chiudere in contropiede per il 6-0 a 6:32 dalla fine del primo quarto. Esatto, punteggio tennistico. Vedete che poi sono molto chiuse dentro l'area, le triestine però sono anche molto astute a saltare fuori, anticipare i passaggi quando magari proviamo a ribaltare da un quarto all'altro il pallone. Sì, Roberta Castelletto comunque ha un motore a propulsione, non so se Euro 4, Euro 3 o Rapidissima, hai visto? rapidissima veramente. Per lei anche delle esperienze in Serie 2 a Pordenone, scusate, a Futurosa Trieste, Muggia e Oma. Sbagliamo ancora da sotto, ma è Marta Maschietto a recuperare il proprio rimbalzo, poi ad attaccare spalle a canestro. Serena Marton colpisce il ferro, ma recuperiamo ancora il rimbalzo in attacco. Rinuncia al tiro Giulia Vettori. E adesso rinuncia ancora al tiro per la Piastrella conclusione. Tronchin dal suo ufficio rompe finalmente il ghiaccio che si era formato sul canestro triestino. Sì, siamo stati leggerissimamente aiutati dal ferro, ma sicuramente la scelta di lasciare quel tiro a Giulia è stata una scelta molto ben congegnata da parte di BFC. Adesso addirittura la lunga Silli, Giorgia Silli che va a sparare dai 3 punti. Tra l'altro ha una buona mano da fuori, quindi bisogna stare attenti anche a lei. Poi Marta Maschietto raddoppiata in post basso, però va a guadagnarsi un fallo. C'è un tema che comunque va probabilmente letto, non so se fosse troppo presto, però vedo che Marta Maschietto è pressatissima, però si è già presa 2 falli. D'altra parte Quindi sicuramente è la giocatrice più pericolosa che abbiamo dentro l'area. Adesso sbaglia purtroppo Tronchin dalla sua posizione. Velocissime in transizione le triestine, le mule. E adesso Mervic ancora dai 3 punti, ne ha già messa una. Sbaglia questa, ottimo tagliafuori di Vettori. sì, molto bene, Vettori sta sicuramente dimostrando la sua classe e la sua esperienza. Sbaglia Purtroppo adesso l'ho punti, ma era un gufata. buon tiro. Purtroppo Non da poco. Però ecco, abbiamo proprio visto il tiro che stava per entrare, poi ha deviato verso il ferro. Chiedo scusa, è stata un'autogufata da paura, però devo dire la verità che certe astuzie e certe attenzioni si vedono da parte di Vettori. Adesso situazione sovranumero, bello il passaggio dietro la schiena di Serena Martone, anche se poi non si è capito bene verso chi fosse indirizzato. Riesce a recuperare la palla ancora una volta Marta Maschietto, che poi va a guadagnare va a guadagnarsi un fallo. È il primo fallo di Michela Mervic, che viene cambiata da coach Mattia Jogan. Rimessa da fondo per BFC, 18 secondi sul cronometro di 24. Cosa C'è succede? un problema probabilmente con il referto elettronico, ci segnala... Sì. E comunque oltre al registro elettronico anche il referto elettronico fa danni. Vabbè, intanto ci prendiamo una pausa.
e finalmente può riprendere il gioco, ma facciamo fatica a fare la rimessa. Poi Vettori riesce a mettere la palla in campo, muoviamo anche bene la palla e riusciamo ad innescare Marta Spocchiado che Sì, dall'altro dei suoi 42 anni Marta Sponchiado mette un canestro da 3. freddissima infila la tripla. Adesso è Cigliani dall'altra parte che va a replicare, ma è lungo il suo tiro. Tronchini in contropiede. Mamma mia. Ha un'esitazione Sì. e quindi doppio palleggio. Sì, purtroppo peccato. Si è visto dalla faccia di Giulia che Sì. non è riuscita a dissimulare. L'arbitro l'ha vista in faccia e ha detto, Non ha avuto sì. abbastanza disinvoltura No, nel fare quell'infrazione esatto. di doppio palleggio. E adesso è la numero 2 Tobu, che all'andata ci ha fatto davvero male con i suoi 11 punti conditi anche da 6 rimbalzi. Gira molto bene la palla nelle mani delle triestine. E esce anche molto bene dalle mani di Marta Maschietto dal gomito per il sorpasso BFC 7-6 a 3:28 dalla fine del primo quarto. Castelletto con la palla per Tobu, ribalta per Ciotola, ancora Castelletto ad attaccare a mano sinistra, sbaglia anche perché Vettori chiude molto bene in difesa. Marton per Tronchin, si fanno tempo a schierarsi a zona le mule triestine. Vettori che muove ancora bene la palla e poi riusciamo a mettere la palla in mano a Spunchiado dai 3 punti. È lungo il suo tiro. Sì, purtroppo Marta si è lotta... trovata a tirare un po' scordinata perché Sì. il passaggio non è arrivato pulito, stavano anche scadendo i secondi, per cui la scelta del tiro era stata corretta. Purtroppo il tiro è andato lungo. Comunque abbiamo in qualche maniera ravvivato un po' la nostra presenza in campo, Fabri, perché dal 6-0 siamo arrivati al sorpasso che ha dell'incredibile. Continuiamo così con grande concentrazione BFC. Sì, siamo riusciti a sbloccarci un po' in attacco. Adesso abbiamo proprio Sponchiado che su un cambio difensivo va a marcare Claudia Zanelli, che a cui deve qualche decina di centimetri esatto, e di perché chili. gli scout la danno addirittura 1,86 m, nazionali giovanili e poi anche A2 a Udine, tanto per non farci Perché mancare d'altronde nulla. a Trieste c'è l'aria buona, quindi crescono bene i ragazzi. Che cosa è successo, Fabri? Allora, c'è stato un fallo sul blocco, non ho visto di chi, sinceramente, ma sicuramente Andrea Grava ci Andrea potrà Grava, dare un'indicazione in merito. anche perché non stava giocando a Candy Crush in questo momento. Ah. E questo l'avevo già detto io. Blocco illegale di Chiara Croce. E siamo 4 falli per Trieste, 1 per Conegliano, 2:36 dalla fine di questo primo quarto, in cui Conegliano aveva iniziato abbastanza timida, ma poi pian piano è venuta fuori. Adesso Mada Moretto scarica sui piedi di Sara Colombi, che però riesce a governare la palla, ancora gioca a 2 con Marta Sponchiado, entra Sara Colombi, la gira fuori su Vettori, no scusate, su Botter. Adesso sono entrate nella partita anche appunto Sara Colombi, Moretto e anche Rebecca Botter. Sì, è cambiato parecchio, ci siamo distratti un attimo, è cambiato praticamente quasi tutto il quintetto. Adesso è Nardella che scarica per Tobu, e Che però va a Tobu pescare la linea. calpesta la linea di fondo. Time out per coach Mattia Jogan e un time out anche per noi qui al Pala BFC.
Riprendiamo la linea qui del Pala BFC, dove sta succedendo un po' di tutto in questo time out che ha permesso di respirare a noi e anche alle giocatrici in campo. Adesso vediamo Rebecca Bottar che prova a scaricare, ma viene bloccata da Trieste, che adesso ha palla in mano per ripartire il contropiede. Attenzione però, un infortunio, credo sia Cigliani, che si tocca la caviglia. Forse dovrebbero fermare il gioco, infatti lo fanno gli arbitri. Sì, purtroppo credo sia la caviglia. Sembra Se piuttosto dolorosa. non capisco se sia la caviglia o il ginocchio. Comunque In questi casi sta sta camminando, però speriamo non sia niente di grave, nonostante sia sicuramente la giocatrice avversaria tra le più pericolose, ma ci fa piacere vedere che sta camminando e che assolutamente, ma probabilmente potrà bene così, continuare. siamo contenti. Adesso esce, però insomma esce con le sue gambe, questo è sempre un ottimo presupposto, insomma. Allora riprendiamo con palla in attacco per Trieste che ha 15 secondi per questa azione. Adesso abbiamo Silli fuori dai 3 punti, lei tira da lì e infatti lo prende. Infatti non si Non è fatta sbaglia. pregare, ha tirato subito. K2. Proviamo a ribaltare velocemente la palla per attaccare questa difesa zona molto chiusa dentro l'area. Abbiamo un po' di difficoltà a controllare la palla. Adesso Sponchiado, ma ecco, è giusto muovere velocemente Sì. la palla contro la zona, però per attaccarla dobbiamo riuscire a metterla dentro. Però Fabri, esatto, io vedo che sulla penetrazione, ma che vada, ci prendiamo un fallo. Che questa è una All'inizio cosa... partita ci stavamo scontrando contro un muro, adesso Esatto. piano piano stiamo Questa può trovando essere una le chiave della misure. partita, perché muovere solo la palla per linee Sì. esterne è una cosa che gli avversari ci stanno concedendo, perché non ci porta a grandi risultati. Dobbiamo anche riuscire a metterla dentro o con una penetrazione o servendo le nostre lunghe in post basso o in post alto. Allora a quel punto la difesa è costretta o a fare fallo oppure comunque a chiudersi e possiamo poi riaprire per un tiro aperto. Qui è fallo Adesso di Rebecca Botter sì, che prova a contestare il rimbalzo alle Triestine. Purtroppo facendo fallo, ma tutto sommato non è neanche male la situazione falli. Fabri siamo solo a 2, con certo. invece un Trieste che è in bonus, quindi E comunque ci fa piacere vedere Rebecca aggressiva, nonostante l'infortunio alla mano. Vedete, adesso va a commettere però purtroppo il suo secondo fallo, perché Giorgia Silli le prende un po' il tempo sulla linea di fondo. si era presa un bel metro di vantaggio e effettivamente con questo vantaggio la scelta era abbastanza secca, o Sì. le fai fallo o fa canestro. Sì. E quindi coach Paccagnane è costretta a cambiarla dopo, credo, un paio di minuti di gioco e far entrare nella partita anche Sara Malbascia. Sara Malbascia che oggi è più alta del solito, Fabri, perché vedo un cocon da 10 centimetri. Diciamo che la sua parrucchiera ha lavorato in maniera impeccabile per farle guadagnare quei 7-8 centimetri in più. Moretto con la palla. Ribaltiamo bene per Serena Martò, vedete come gli avversari ci concedano parecchio spazio. Adesso è ancora Serena con la palla che andrà a riaprire per Moretto. Moretto non riesce a controllare il pallone. Peccato, perché Moretto aveva fatto solo un passetto un po' più in qua che non le ha permesso di essere perfettamente in traiettoria con il pallone, ma lo scarico era corretto. Sì, però forse dobbiamo trovare delle chiavi di lettura tattiche diverse a questa partita, tipo questa difesa aggressiva che mi fa davvero piacere. E poi è ancora lei, Tobu, che probabilmente ha un conto aperto con il BFC, perché anche all'andata appunto aveva fatto una super partita contro di noi. Adesso insacca la bomba dell'11-8 a una manciata di secondi dalla fine del primo quarto. Adesso Marton che fa fatica a servire Malbascia, ma poi non fa fatica a segnare questo buzzer beater sulla sirena. Un famoso colpo di fortuna, per essere gentili, insomma. Però che rimedia un po' una situazione che era complicata. Dai. Esattamente, la fortuna aiuta gli audaci, vero Questo Fabri? è verissimo.
e i nostri sponsor aiutano noi a poter chiacchierare e parlare di basket, quindi li ringraziamo, E facendoli soprattutto a passare ci fare tutta la prendiamo una nostra attività pausa. giovanile e con la prima squadra. Siamo qui al Pala BFC per il secondo quarto della partita sesta partita del girone di ritorno della Serie B femminile tra Ginnastica Triestina e Conegliano, con una Ginnastica Triestina che è avanti di un punto in una partita che è stata un po' come Giano Bifronte, una parte iniziale in cui ha dominato Trieste, poi Conegliano è andata addirittura a sorpassarla e poi verso la fine del primo quarto siamo andati praticamente in parità, quindi adesso attenzione a Trieste perché nel primo quarto è partita fortissima e anche adesso ci ha provato, ma per fortuna Elisa Pian ha guadagnato il rimbalzo e ha fatto rimbalzare la palla sull'avversaria, guadagnandosi una rimessa dal fondo. Adesso parte Conegliano con Marta Sponchiado. Trieste sempre a zona, Malbascia che attacca l'area e poi scarica bene per Sponchiado, ancora a lungo il suo tiro. Sì, questa Ma era un volta buon tiro. Marta aveva tutto il tempo e la coordinazione per tirare, quindi siamo un po' sorpresi da questa parabola lunga perché lei è sempre molto precisa, ma va bene così. Buona scelta di tiro, buona azione di BFC. Adesso è Zanelli, spalle a canestro, sbaglia, poi Pian recupera un altro pallone. È la zona Pian, quella lì. E Moretto che supera la metà campo, ancora la difesa che riesce a schierarsi. Questa sarà probabilmente una delle chiavi tattiche della partita, riuscire ad attaccare la difesa di Trieste prima che si schieri, perché vedete quanta difficoltà facciamo una volta che le triestine sono arroccate dentro l'area. Quanta Ci ha difficoltà provato facciamo. Marta Sponchiado a fare un passaggio no look, peccato, leggermente schiacciato, era una buona idea Tutto Marta. a terra in mezzo Sì, ma all'area, Marta però poi ha abbassato il viso dicendo ci ho provato, forse ho rischiato troppo, ma insomma va premiata anche un po' l'audacia, no? sì, Delle sì, nostre sì, giovani. è che la difesa è molto chiusa, quindi gli spazi sono davvero pochi lì dentro. Adesso ancora Zanelli che va a riaprire, girano molto bene la palla anche le triestine, sbaglia Silli, E ancora recupera un'altra benissimo palla Pian. Pian. Cioè, Sì. 3 palle recuperate in 1 minuto e 20, quindi un ottimo impatto della partita di Elisa. E appunto la chiave Fabri è proprio questa: come facciamo a scardinare quella muraglia cinese che le Triestine stanno costruendo. Ma guarda, come si dice spesso, il miglior modo per attaccare una difesa a zona è non farla schierare, cioè riuscire ad andare al tiro in contropiede, in transizione, prima che la difesa si schieri. Adesso Sponchiado non guarda il canestro e questo non va bene. Lei il canestro deve guardarlo sempre. Anche sfortunata. Sì, beh, prova a portare le paste, ma non ce la fa. Sarebbe stata anche fortunata a segnare in realtà quel tiro lì, però poi ha Sì. girato sul ferro e è uscito. Comunque abbiamo visto che Cigliani intanto è rientrata nella partita, vuol dire che sta bene. E adesso è Silli contro Malbascia. Bellissimo movimento, Sì. bellissimo movimento qui, assolutamente. Tanta Malbascia roba. rende qualche centimetro, ma soprattutto
alcuni chili a Giorgia Silli e quindi può fare poco, anche perché la Triestina poi spalle a canestro si muove molto bene. Adesso Moretto serve proprio Silli e parte in contropiede Purtroppo. Mervic, che oltre a tirare bene da 3 è anche molto rapida in 1 contro 1. E adesso saranno 2 tiri per Trieste dalla lunetta. Ma ecco, Fabri, vedo che chiudiamo il palleggio a difesa schierata. Purtroppo questa difesa poi è organizzata molto bene perché è molto chiusa, però è pronta poi a saltare fuori, ad anticipare una volta che noi eh, proviamo a passare la palla, chiudiamo il palleggio per passare. E quindi non è facile attaccarla. Ripeto, la cosa migliore sarebbe proprio riuscire a correre in contropiede in transizione ed impedire alla difesa di schierarsi. Allora c'è Michela Mervic in lunetta, precisissima dalla lunetta. Lo sappiamo, no? È inutile Sì. che ce lo diciamo. È una sentenza dalla linea dei 4,80 m. E intanto comunque ci sono delle pause sempre legate al registro elettronico. Tra l'altro Michela Mervic, scudetto addirittura categoria Under 15, proprio credo nel 2015. Allora, nel frattempo Fabri, il quintetto di Conegliano è assolutamente inedito. Sì, perché abbiamo dentro anche Maya Tramontin, Sara K2, Elisa Pian, Sara Malbascia e Giulia Vettori. Abbiamo Intanto, semi-gufato beh, Mervic. ma la prima gliel'abbiamo proprio buffata perché ha fatto 6 giri attorno al Poi ci siamo ferro. distratti un attimo e lei ci ha punito. Non ce ne voglia. Esattamente. Ecco, Malbascia che riapre per Vettori e non dobbiamo rinunciare ai tiri. Una che non rinuncia ai tiri è Sara Malbascia. Sfortunata, ma i tiri bisogna prenderli quando si è liberi. Sì, condivido e comunque la scelta è stata buona, un buon tiro, adesso buonissima penetrazione, sfortunata qua Trieste che perde palla, perché la penetrazione della numero 5 era stata veramente, Matilda Ciotola era stata veramente vincente, lo scarico era buono, purtroppo hanno pasticciato per loro, purtroppo per loro, bene per noi, Elisa Pian, Sara K2 ancora gioca con Elisa Pian, la facciamo girare su Maya Tramontin, non prende il tiro Maya, Giulia Vettori. Siamo però fermi, Facciamo fatica, poi cerchiamo di saltare dei passaggi con dei passaggi skip da una parte all'altra del campo e le triestine leggono molto bene queste situazioni, anzi invitano questi tipi di passaggi per poi intercettare la palla. Adesso da metà campo Tramontin che sì, quasi aveva quasi così quel mezzo metro oltre la linea dei 3 punti, ma era libera e Maia nel suo repertorio il tiro da 3 ce l'ha, quindi tra l'altro comunque stava anche scadendo il sì, tempo. sì, la scelta comunque era un buon tiro, ecco, Sì. questo voglio dire, un po' lontano, ma E dall'altra Cigliani parte ci invece punisce dai 3 punti sì. con una disinvoltura Dal reparto di chirurgia dell'ospedale di Trieste ci che punisce così. si porta dietro dalla sua lunga esperienza tra la Serie A e la 2, anche a Bologna, Cervia, Vigarano, quindi insomma. Ancora palla recuperata da Elisa Pian che su questo fondamentale sta veramente facendo la differenza. Fa anche un blocco abbastanza tosto, ma era ferma, quindi Purtroppo litighiamo un po' con il canestro in questa fase. beh, direi di sì, proprio una mega litigata stiamo facendo col canestro. Buono l'anticipo di Malbascia su Silli, poi è Tramontini in difesa sull'1 contro 1. Matilda Ciotola che sbaglia i 3 punti, prendiamo palla, c'è Maia Tramonti che guida la transizione, scarica su Giulia Vettori, vediamo cosa riusciamo a inventarci per velocizzare un po' il gioco. Ancora bloccati, giriamo la palla fuori, Elisa Pianforza. Che il suo tiro è abbastanza lungo, poi andiamo a commettere fallo sul rimbalzo. Sul cubo del cambio, Marta Maschietto e Giulia Tronchin. Quindi proviamo a calamitare il gioco su Marta Maschietto che nel primo quarto è riuscita a prendersi parecchi falli e a fare qualche scarico per il tiro da fuori che ci aveva portato per un attimo anche ad essere in vantaggio. Adesso invece siamo sotto di 7 e con il gioco piuttosto fermo
Dall'altra parte Trieste prova col fondamentale su quel più forte tiro da 3. Per fortuna nostra sbaglia. Sì, Cigliani quando esce fuori dai 3 punti si prende questi tiri con una disinvoltura e con una plasticità davvero notevole. Ed è davvero pericolosa, cioè dobbiamo riuscire a evitare che lei prenda queste conclusioni qua perché prima o poi le mette. Adesso è Pian che fa una partenza abbastanza dubbia, poi va a prendersi un tiro Però va ancora sempre a più riprendersi la palla, vantaggioso. Elisa. Però riesce a recuperare il pallone. Sì, allora, partenza dubbia, tiro un po' forzato, però abbiamo fatto, cioè è stata un'azione che ha un po' scardinato, ecco, la difesa, Sì, che sì, è sì, sì, infatti. quello su cui probabilmente dobbiamo lavorare No, no, perché ci assolutamente. troviamo veramente bloccati. Allora, Diciamo che muovere la sì. palla sulle linee esterne non è una cosa che è efficace di per sé. Dobbiamo riuscire a mettere la palla dentro, come stiamo facendo con delle penetrazioni, come in questo caso. Allora, approfittiamo per ricordare a tutti gli amici che ci seguono da Conegliano e da Trieste che si può votare l'MVP della partita. È molto semplice, adesso il nostro Andrea Grava rimetterà nella chat di YouTube il link, basta cliccare su quel link e scrivere il nome dell'atleta che voi ritenete possa essere l'MVP di questa giornata. MVP che noi abbiamo storpiato in MVB proprio per ringraziare il nostro sponsor Bazzo Wine che mette a disposizione dell'atleta che vincerà questo contest la possibilità di portarsi a casa una bottiglia di prosecco, anzi due, perché siamo veramente splendidi qui a Conegliano. E quindi amici di Conegliano votate, amici di Trieste votate, seguiteci, scriveteci nella chat, a noi piace interagire con voi, piace sentirvi vicini e seguire assieme a voi questa partita che vede ora Trieste avanti sempre di 7 punti. Conegliano, palla in attacco e trenino di Capodanno. Tra Tronchin e Maschietto, vediamo chi si libererà da questo schema. Sì, tecnicamente una rimessa in linea contro la zona che dovrebbe portare al tiro l'ultima giocatrice e invece E facciamo invece, fatica a mettere la palla in campo. però riusciamo a liberare Piastrella Tronchin che la mette. E da là, è sempre da là. E Giulia riesce da quella posizione a essere veramente efficace. Adesso è Trieste ad attaccare l'area coneglianese con Mervic, mano destra, delicatissimo il suo tocco. Sì, 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 molto delicata, eh. Molto bello questo tiro perché non era perfettamente armonioso il movimento, ma è stato estremamente efficace questo tiro. E intanto salutiamo Salvatore Balestrieri, che è Uh. tifoso di Matilde Ciotola. Allora c'è stato un ottimo scarico qui da parte di Maia Tramontin, scusa, di Giulia Tronchin per Maia Tramontin che ha sbagliato, siamo state sfortunate qui, eh. 19-12 a 3:45 dalla fine del secondo quarto di gioco qui a Conegliano. E adesso perde la palla Trieste. E meno male Meno che male ha perché perso la bala, perché veramente noi non riusciamo a segnare e per fortuna Trieste dacci una mano in questo momento perché... in questo caso non la stavamo neanche recuperando, è rimbalzata in mezzo alla nostra area, poi si è spenta sulla linea laterale. Però possesso per Conegliano con Vettori. Adesso palla dentro per Tramontin e poi Serena Marton che insacca dalla media per il Ah, sì. 19-14. Deve pagare una royalty a Giulia Tronchin perché ha tirato dalla sua Era la piastrella, sua eh. piastrella quella, esattamente. Vediamo se sia sbloccata Serena. Un po' in difficoltà all'inizio della gara. Adesso spalle a canestro, Ciotola contro Vettori che la marca molto bene. E poi è Tramontin invece a marcare molto meno bene Roberta Castelletto che segna, subisce anche fallo, sarà un tiro libero per lei. Fabri, in questo caso il fallo è iniziato all'inizio della penetrazione, che però è Eh, stata conclusa con un sottomano. no, come giustamente ti redarguisce il nostro regista, cameraman e anche arbitro Andrea Grava. L'arbitro ha ritenuto che il contatto sia avvenuto
dopo che la palla era stata recuperata, cioè all'inizio del terzo tempo. Quindi non proprio mentre stava tirando, però aveva già recuperato il pallone per andare a tirare e quindi Ok. viene considerata azione di tiro. E io Naturalmente ovviamente tutto farei meno che mettere in discussione il parere di Andrea Grava. neanche io, anche perché ricordiamo che Andrea è nel Guinness dei primati per il numero di schemi superati a Candy Crush. E intanto è Tramontina ad attaccare il ferro che premia, come dicevi prima, la sua audacia. Ah sì, bene, bene qui Maya. Prima aveva rinunciato al tiro, poi è riuscita con questa penetrazione a segnare. Dobbiamo segnare, dobbiamo trovare più continuità nel tirare. Ed è ancora lei, Sophie Tobù, che ci punisce con un canestro e fallo. Allora, dobbiamo capire perché Sofì ce l'ha con noi. Secondo me qualcuno gli ha fatto qualcosa qui a Esattamente. Conegliano. Probabilmente gli Adesso hanno servito del prosecco scadente, Adesso qualche sua gita cercheremo di sui capire. colli coneglianesi, perché segna anche il tiro libero. Vabbè, ma che te lo dico a fa? Più 9, Trieste 25-16 con un Conegliano che stava trovando un po' più di dimestichezza con il canestro, ma Trieste sta giocando molto in scioltezza e ci sta mettendo in grande difficoltà con una difesa veramente tosta. Muoviamo bene la palla, adesso 8 secondi al tiro. Marta Maschietto che va a guadagnarsi l'ennesimo fallo. Però è solo il secondo per Trieste in questo secondo quarto, perché adesso la situazione falli si è ribaltata, eravamo 4-1. Abbiamo già esaurito il bonus a 1 minuto e 55 dalla fine. Trieste commette adesso il secondo fallo. Giulia Vettori rinuncia al tiro da 3, attacca l'area, prova a servire Marta Maschietto, ma perdiamo il pallone. Vediamo il pallone perché c'è Roberta Castelletto che ce lo ruba, sempre rapidissima a capire e intuire le nostre traiettorie. E adesso chi è? Sempre lei che attacca la nostra area, poi si lotta a rimbalzo. Giulia Vettori Giulia Vettori lotta come una pantera direttamente dalle mani di Zanelli, che poi cerca di recuperarla con uno stratagemma che l'arbitra Elisa Vicentini di Vicenza, appunto, legge immediatamente. Quindi palla per Conegliano. Vettori, Marton, Maschietto, spalle a canestro contro Cigliani. Scarica su Per Serena Marton. a sportellate Serena. Mamma mia, letteralmente ma come ha fatto a trovare lo spazio per riuscire a fare questa conclusione? Molto bene Serena Marton, come si dice, di voglia e di cattiveria questo canestro di cui avevamo estremamente bisogno. Adesso ancora Zanelli dentro l'area, Ciotola che sbaglia. 39 secondi alla fine, quindi probabilmente ci saranno due possessi. Questo per Conegliano, vediamo come verrà gestito con Serena Marton che gioca su Maia Tramontin. Giulia Vettori prova dalle 3, mamma mia, corto il suo tiro, ma l'onnipresente Marta Maschietto recupera il rimbalzo. Possiamo giocare fino alla fine, ma invece Tramontin decide di no. Giulia Vettori va addirittura a strappare la palla dalle mani di Zanelli, che le rende 15-20 centimetri, poi va a guadagnare anche un fallo e sarà una rimessa da fondo con 21 secondi e mezzo alla fine del secondo quarto, ma con 14 per tirare per Conegliano. E intanto esce Sophie Tobù che ha già segnato 6 punti. Infatti Sofì, per piacere riposati un po' perché veramente ci stai facendo male. Allora 21 secondi alla fine del secondo quarto, 14 secondi alla fine dell'azione d'attacco per Conegliano. Ancora problemi con il referto elettronico? Vorrei dire al tavolo che io stasera ho un impegno, quindi bene. Intanto salutiamo comunque al tavolo la famiglia Grava che è presente, quindi la famiglia Grava Maset.
Maschietto che va a attaccare l'area, subisce il 20° fallo di questo primo tempo. Ma qui No, però non c'è canestro perché adesso la domanda è dopo. Cosa dice Andrea Grava? Ok. No, cioè, no, 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 no. ragazzi, Le sentenze non si no, ma, discutono. ma io infatti, cioè, ripeto, chiedo perché sono... Il Grava ha detto stava palleggiando. Vogliamo entrare nel merito di... La fede cosa dice secondo te? E adesso potremo giocare fino alla fine. Marton, 8 secondi. Maschietto che però Ah, riapre in maniera abbastanza imprecisa per Tronchin e quindi in realtà l'ultimo tiro sarà per Trieste con 4 secondi e mezzo dalla fine del secondo quarto. no, Rientra, ma aspetta che no, rientra dai, ma proprio Sofì perché rientra Tobù adesso Sofì? a segnarci l'ultimo canestro del quarto. Per quello. Ma perché Sofì? Difesa aggressivissima dei Vettori, palla Sofì che da metà campo la mette. No, vabbè. E non siamo mica Vabbè, qui a pettinare le bambole neanche l'abbiamo noi. gufata come L'abbiamo gufata che esatto. era ancora in panchina, povera. C'erano più gufi qui a Conegliano che davanti a casa di Harry Potter quando dovevano convocarlo ad Hogwarts. Alla fine di questo primo tempo tra Trieste e BFC che vede Trieste meritatamente avanti per 25-18 perché ha saputo chiudersi molto bene in difesa e qui sta la chiave per ora Fabri e noi ci chiudiamo anche noi al bar e Sì, vi ci chiudiamo al aspettiamo. bar, ma prima vi diamo comunque un appuntamento. Vi diamo un appuntamento a lunedì 4 marzo qui al Pala BFC per un'iniziativa molto interessante. Allora, è presente sui social da alcune settimane purtroppo la notizia che un ex giocatore, Federico Franceschin, ex giocatore anche della Vigor per alcuni anni e poi per tantissimi anni a Caorle, ma anche a Venezia, Sponda Fiamma Venezia, Gemini e poi in tantissime altre squadre, anche e soprattutto a Trieste, appunto giocatore triestino, e poi allenatore è stato purtroppo colpito dalla SLAS. È stata formata un'associazione di allenatori e giocatori proprio per diciamo, andare in aiuto a Federico e la sua famiglia, ma anche comunque per sostenere la ricerca nei confronti di questa malattia veramente molto molto severa purtroppo e anche BFC ha deciso di dare la propria disponibilità, comitato allenatori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ha deciso di organizzare appunto un pomeriggio, una serata qui a Conegliano. Dalle ore 14 si affronteranno le rappresentative regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia Under 14 femminile e poi dalle ore 18, quindi dalle ore 16 le rappresentative femminili, dalle ore 18 rappresentative maschili e poi dalle ore 20 e 30 una tavola rotonda con eh, allenatori tecnici di rilievo nazionale, facciamo solo alcuni nomi, ci sarà Giovanni Lucchesi che è comunque responsabile per il settore giovanile femminile, ci sarà Alessandro Guidi, ci saranno Alberto Buffo della Reyer Venezia e allenatore anche lui delle nazionali giovanili, e Marco Mian. E tutto questo appunto sia ovviamente per poter vedere all'opera le rappresentative, per poter ascoltare questi nomi di grande rilievo del basket femminile e anche per sostenere Federico, la sua famiglia e per sostenere la ricerca. Quindi diamo appuntamento anche ai nostri tifosi per lunedì 4 marzo qui al Pala BFC per questa giornata a sostegno di Federico Franceschini. Su questo annuncio vi salutiamo momentaneamente, vi diamo appuntamento fra qualche minuto per il secondo tempo di BFC contro Ginnastica Triestina.
Molto bene, siamo riusciti ad uscire dal bar agevolmente, scegliendo la strada di non andarci perché c'era un notevole traffico. È stato però un momento molto bello, al di là delle importanti parole di Fabri per l'appuntamento a cui vi ricordiamo di partecipare numerosi, ricordiamo lunedì 4 4 marzo. marzo. È stato molto bello vivere comunque in questa pausa lunga tra il secondo e il terzo quarto, un momento in cui il campo della BFC è stato invaso da ragazzini e ragazzine di tutte le età che stanno trovando veramente grandi soddisfazioni con il basket e con un movimento che al di là dell'aspetto sportivo sta curando in maniera molto importante anche l'aspetto della socialità ed è veramente molto bello vedere la palestra piena di questi giovani entusiasti di questo sport e ci ritroviamo qui adesso con l'inizio di questo terzo periodo in cui il BFC deve trovare veramente la combinazione per scardinare questa serratura che coach Mattia Jogan ha chiuso in maniera veramente incredibile. Sì, lo dice il punteggio, 18 punti segnati nei primi 2 quarti, quindi è una squadra, la ginnastica triestina, che difende molto bene a questa difesa a zona organizzata davvero bene. Vedete poi a Castelletto che, giustamente come facevi notare tu, è rapidissima sugli anticipi difensivi, e quindi eh, sommato al fatto che riescono a tenere i ritmi particolarmente bassi della gara, ti fanno segnare pochissimo. In compenso loro poi sono molto bravi ad attaccare anche in uno contro uno, precise anche dal perimetro, quindi è più difficile fare delle scelte tattiche difensive contro di loro. Però fortunatamente abbiamo una Giulia Vettori che si fa valere anche a rimbalzi in attacco. Continuiamo Purtroppo, però a essere imprecisi nel tiro. sì, purtroppo Giulia Tonkin sbaglia da una posizione relativamente agevole per la sua meccanica di tiro, ma purtroppo il ferro ha sputato fuori questo pallone ed è ancora Trieste che ha 9 punti e palla in mano. Adesso è E Mervic che sulla ricezione riesce a giocare contro Giulia Tronchin, che stava uscendo aggressivamente su di lei, a guadagnarsi un fallo. Rimessa da fondo. Castelletto che però non riesce a controllare il pallone. era Ciotola, Ciotola, scusate. Ciotola. E quindi rimessa per Conegliano, 8,59 alla fine del terzo quarto, 27-18 per Ginnastica Triestina. Vedete come viene marcata molto aggressivamente la guardia sul lato opposto alla palla, quindi una difesa molto adattata. Con molta esperienza qui, Serena Marton riesce a prendersi un fallo dopo il tiro che le permette di andare in lunetta. Sì, un po' di ossigeno perché appunto non riusciamo a costruire dei tiri aperti. Adesso Serena sbaglia però il primo tiro libero. E riesce a segnare con un po' di fortuna il secondo per il 27-19. Sì, abbiamo bisogno di un po' di fortuna perché purtroppo sulle percentuali di tiro siamo piuttosto bassi e quindi ben venga. Intanto molto bene qui Trieste ancora prova a trovare un gioco dentro fuori. È lungo il tiro di Giorgia Silli dall'angolo. Serena Marton lancia Giulia Tronchin che scarica su Magic Giorgia Zanardo. Ancora Vettori, Tronchin spinta fuori. Cade nella trappola, nell'imboscata che era stata imbastita da Giorgia Silli. Eh sì, purtroppo calpesta la linea, anche perché c'era stato un contatto, ma l'arbitro ha ritenuto che non fosse Sì, falloso. è stato veramente un gioco di esperienza da Sì. parte di Giorgia, E che diciamo adesso che ha spintaneamente accompagnato fuori Giulia. E adesso poi riapre il gioco proprio Giorgia Silli per Castelletto, che ci punisce dei 3 punti per il 30-19. Si scava un gap in doppia cifra per Trieste. Sbagliato il tiro dall'angolo di Marton.
sul tubo del cambio Sara K2 e Maddalena Moretto. Muove la palla Trieste, poi andiamo ad attaccare la difesa coneglianese. Chiudiamo bene, anche qui un contatto non fischiato. Mamma mia, Castelletto ancora si era sparata a velocità della luce a prendersi questa palla. Ora c'è la retina un po' in su del canestro che mi disturba. Probabilmente per quello che forse che non ci entrano. No, quel canestro nostro adesso, quindi. Allora, 30-19, si sta mettendo male perché non riusciamo a trovare tiri, non riusciamo a trovare le penetrazioni che ci avevano portato un po' di falli. Sì. Difesa triestina si è adattata ulteriormente al nostro gioco e alle nostre giocatrici. Facciamo davvero fatica in attacco. Adesso Maschietto e poi Moretto che si guadagna la linea del fondo e va a insaccare molto bene. Ci vuole il dinamismo di Maddalena che veramente è rapidissima e può sfruttare questo gap di velocità iniziale quando soprattutto viene marcata da giocatrici più alte e pesanti. Adesso ci mette forse una mano di troppo, ma dà comunque indicazione che vogliamo lottare per prenderci le palle. Sì, è andata a raddoppiare su Zanelli che era poi nelle rotazioni difensive era marcata da Giulia Vettori. Muovono bene la palla le triestine, poi rapidissima Castelletto, ma molto efficace in difesa Giulia Vettori che poi recupera anche a rimbalzo. Serve Moretto. Muoviamo la palla. Riusciamo ad attaccare anche l'area. E poi è K2 qui da 3. Peccato perché era stata liberata molto bene. Purtroppo il tiro di Sara K2 è nato storto. Sì, visto subito da come è uscito dalle mani. Se non riusciamo a mettere anche qualche tiro da fuori diventa un po' complicato attaccare la difesa, ecco. Adesso proprio K2 che marca Zanelli, va a raddoppiare Maschietto, muovono bene la palla mantenendo il vantaggio alle triestine e poi però sì, qui Castelletto ha sbagliato a scaricare perché stavano terminando i secondi e poteva liberarsi per un tiro, non l'ha fatto, ha preferito il gioco a 2, ma la palla è uscita, quindi bene per noi. E rientra nella partita anche Marta Sponchiado che forse può dire qualcosa nello scardinare questa difesa sì, chiusa dentro l'area con i suoi tiri dalla distanza. Moretto con la palla, attacca ancora la linea di fondo, poteva forse andare a chiudere e invece Maschietto da sotto, mano sinistra, delicatissimo il suo tocco. Sull'entrata di Marta c'era stato un contatto sulla palla, Fabri? Lì sai, quegli spazi così ristretti è difficile capire se fosse sulla palla o sul braccio di Marta. Tanto Zanelli riapre, sbaglia il tiro da fuori Mervic, possiamo ripartire con Moretto in transizione che apre proprio per Marton, chiusa bene sulla linea di fondo. Poi prova il gioco a 2 con Marta Maschietto che si trova la palla in mano e riesce a prendere una palla dalla spazzatura e portarla direttamente in paradiso. Una magia di Marta. Sì. Sembrava ormai una palla persa. Esatto, ha tirato fuori un coniglio dal cilindro. Però rientra nella partita Irene Cigliani. Claudia Zanelli, terzo fallo, Fabri. Un tiro libero supplementare per Marta Maschietto. Precisa dalla lunetta. 26-30. Ci riportiamo sotto. Un contatto un po' accentuato forse da Serena Marton. Sì, in ogni caso la giocatrice triestina era piuttosto ferma. Ciotola dall'angolo, spietata. Spietata, però almeno sistema la retina. Che si stava veramente infastidendo. Moretto per Sponchiado, ci pensa un attimo dai 3 punti. Moretto riapre per K, per Maschietto, Marton chiuse le triestine, ma in qualche modo Marton buca la difesa, poi è
cosa succede? Poi Sì, ha preso un colpo in faccia Claudia Zanelli. ok. Purtroppo potevamo segnare 2 punti, ma Marta Sponchiado è stata sfortunata in questa penetrazione. Si è trovata probabilmente un attimino troppo sotto canestro con il corpo e non è riuscita a trovare la coordinazione. Palla. Allora No, la credo che gli freccia. arbitri abbiano fermato il gioco perché c'è stato un Sì, contatto. quindi la palla. No, era già in possesso di Sponchiado, secondo me, che aveva preso rimbalzo in attacco. E adesso dai 3 punti, Serena Marton. Errore per lei, ma K recupera il rimbalzo in attacco. Quindi un Molto altro bene. possesso per Conegliano. Marta Sponchiado gioca su Serena Marton che prova a capire se riesce a penetrare, prova a rifugiarsi su Marta Maschietto che trova la maniera di girarsi, ma non riesce a tirare in maniera coordinata. Siamo ancora sotto di 6, adesso la palla però è per Ginnastica Triestina. Allora, abbiamo fatto diversi possessi di fila perché stiamo prendendo qualche rimbalzo in più, non abbiamo capitalizzato al massimo, ma in qualche maniera probabilmente abbiamo preso un po' di coscienza che dobbiamo prendere la partita per mano se vogliamo provare a dire la nostra. Sì, sicuramente siamo più vive del primo tempo, stiamo mettendo più aggressività. Purtroppo dobbiamo riuscire a segnare qualche canestro in più. E adesso però un canestro con fallo subito da parte di Chiara Croce, che avrà anche un tiro libero supplementare. Beh, fa un numero qui Chiara Sì. perché riesce prima da una palla sporcata, diciamo, si ritrova un'azione che sicuramente non era partita in maniera dinamica, ma trova un pertugio, ci si infila dentro e spara un tiro da 2 punti con fallo. Per fortuna nostra non è così spietata nel tiro libero e siamo sotto di 8. 3:27 alla fine del terzo quarto. Adesso è Sponchiado a guadagnare un fallo, si dispera coach Jogan, è solo il terzo fallo però per la sua squadra. E nel E cubo del cambio vanno in questo momento Maya Tramontin e Rebecca Botter. Escono Martone Maschietto che oggi stanno creando un po' la colonna vertebrale della BFC con 14 dei 26 punti che abbiamo messo a referto. adesso un contatto fischiato a Moretto, credo, ed è il terzo fallo di È uno Maddalena. sfondamento, cosa ne Sì. pensa il nostro Grava? Niente, stava sbloccando. Stava Bene, creccando. allora io adesso vorrei capire dove si trovano dei commentatori così equilibrati come noi, che riusciamo a commentare in maniera assolutamente sportiva le azioni anche quando ci vedono poi soccombere. Siamo sotto di 11. Eh sì, perché Cigliani spietatissima dall'angolo, in faccia a Sponchiado che era uscita anche abbastanza bene, però appunto Irene Cigliani ha fatto Allora, pesare tutta la sua esperienza, tutta la sua freddezza. Momento importante della partita. Adesso sta attaccando ancora lei. Riapre il gioco dentro per Zanelli contro Botter, sportellate. E Zanelli molto brava. Mano sì, destra. è uscita da una situazione difficile perché Botter la stava tenendo molto bene, stava sfraccando con tutte le mani, ma bravissima la giocatrice triestina a trovare la coordinazione che le ha permesso di fare un tiro. E adesso Trieste vola sul più 13, Marta Sponchiado ci prova, ma Sfortunata. Ed è Botter che mamma mia, sfortunata anche quasi Botter. riesce anche Che la a palla segnare. stava prendendo la scaletta per entrare a canestro, Eh sì. ma purtroppo è scivolata sull'ultimo piolo ed è uscita. E saranno 2 tiri liberi per Rebecca che purtroppo con la mano sinistra fasciata non ha sicuramente la sensibilità che potrebbe avere al tiro, anche se non è la sua mano di tiro, però insomma, e infatti entrambi Vabbè, i tiri ma che liberi sfortuna, per fortuna però escono, la palla è nostra. però a 2:04 dalla fine del terzo quarto, siamo sotto i 13 punti, 39-26, ma soprattutto il punteggio è sempre molto basso.
Adesso abbiamo Tramontin che prima cerca di recuperare la palla, poi se la fa scivolare e quindi andiamo sotto di 15 punti purtroppo sul 30 e sul 41-26, scusate, a 1,58 alla fine. È Ah sì, dovuto il è time buio out. pesto qui a Conegliano in Mm. questo momento, mentre il sole splende ancora a Trieste. Sulla Riviera. E lanciamo i nostri sponsor che ringraziamo per sostenere il nostro movimento. E siamo di nuovo qui dalla stazione meteorologica del Pala BFC. Marta Sponchiado guida la transizione di Conegliano. Non riesce a liberarsi Maia Tramontin. Marta prova a entrare ed è Fallo in attacco. di Rebecca Botter. Stiamo aspettando la moviola del Grava. Blocco irregolare di Botter. Sul 41-26. Queste sono ovviamente le azioni decisive della partita. Zanelli va a segnare subendo addirittura fallo. Purtroppo Zanelli sta asfaltando Botter Sì, perché nonostante sì. Rebecca ci stia mettendo un po' tutto il fisico per contenere la forte avversaria, Zanelli sta riuscendo a girarsi, segnare, prendere fallo, costringere Rebecca al quarto fallo. Un piccolo E disastro, diciamolo, in questo momento della gara. esattamente, Trieste a più 17, BFC relegata a soli 26 punti come non si vedeva da parecchio tempo. Non vanno a rimbalzo le giocatrici triestine, se no avrebbe potuto essere anche un rimbalzo in attacco con la palla che ha rimbalzato in maniera così strana, ma poi recuperano la palla. E Lisa Nardella a firmare il più 19, 45-26, punteggio davvero severo a questo punto nei confronti del BFC, che però dobbiamo dire una cosa, non è riuscita, diciamo, a mettere la partita sui ritmi a noi più congeniali. Esattamente, Adesso Tramontin da sotto. dobbiamo puntare sulla corsa per giocarcela contro Trieste, probabilmente non lo stiamo facendo. Bene qui comunque Tramontin. Adesso ancora Nardella per Prodan che sbaglia al tiro. L'ultima a toccare a giocatrice di Trieste. Si sbaglia, ma comunque sbaglia di Di poco. pochissimo. 28-45, 34 secondi alla fine del terzo quarto. Tramontin con la palla. Riapre per Sponchiado in qualche modo. Ancora Tramontin che può tirare dai 3 punti. È lungo il suo tiro. Sì, E però molto Malbascia a bene. rimbalzo, poi va a tirare, ma viene sporcato il suo tiro, addirittura le viene tolta la palla dalle mani. Vabbè, buona scelta comunque qui di Maia Tramontin che tira da 3 punti libera. Certo. Peccato per l'esito, peccato perché avevamo preso il rimbalzo, peccato perché aveva perso la palla. Infatti la freccia era girata verso Trieste che quindi ha l'ultimo vantaggio di questo terzo quarto con un divario che ormai sta diventando veramente devastante. Si lotta anche a rimbalzo, poi ne esce Malbascia con la palla. Si chiude però il terzo quarto sul 45-28. Allora ricordiamo ai nostri amici, soprattutto quelli che ci seguono a Trieste, di votare per l'MVP, fatelo anche voi di Conegliano, anche se in questo momento credo che potrebbero arrivare più voti per le ragazze triestine. E siamo qui con i nostri sponsor che adesso ringraziamo. Ci rivediamo tra poco per il quarto quarto di questa interessante partita.
Siamo di nuovo collegati col Pala BFC di Conegliano per questo ultimo quarto di basket femminile Conegliano contro Ginnastica Triestina. Il punteggio è sul 45-28 per le giocatrici giuliane. Per chi si fosse collegato adesso, ribadiamo il leitmotiv della partita, che è stato grande difesa di Trieste e Conegliano un po' bloccata. È riuscita a tenere testa a Trieste solamente nel primo quarto praticamente e sta segnando molto poco, mentre Trieste invece ha un gioco più dinamico, riesce a trovare delle combinazioni di tiro più interessanti. Cigliani da 3 sbaglia, rimbalzo difensivo di Vettori che prova a innescare il gioco un po' in velocità, ma facciamo fatica a metterla sui ritmi più veloci. E intanto è Moretto che va a attaccare l'area triestina a guadagnarsi un fallo. Saranno 2 tiri liberi, secondo me, sempre per quello che dicevamo prima. Sono 2 Infatti, tiri. l'arbitra Elisa Vicentini segnala al tavolo, saranno 2 tiri liberi. Esce dalla partita Tramontin, rientra Elisa Pian. Segna il primo Maddalena Moretto, 45-29. Brava Madda. Lungo il secondo, ma rimbalzo offensivo di... Adesso vi faccio una domanda. Non c'era stata invasione? Invasione del tiratore? No, invasione della numero 2 che era entrata prima che... Non ho fatto caso a questa cosa, stavo guardando il Grava che stava ultimando il suo 700esimo schema mentre di stava Candy tirando Crush. il secondo tiro Maddalena, la numero 2 è entrata in area e poi è uscita. Ha fatto il passo dentro e poi il passo fuori. Allora sì, dai, invasione ma non è partita. Invasione non invasione, è un vedo non vedo. Rimessa comunque per Trieste in attacco con Cigliani che non si fa pregare né a tirare né a segnare. Fortunatamente è leggermente dentro l'arco dei 3 punti, quindi tiro da 2, canestro da 2, 29-47, 8-26 alla fine della gara. Attacco coneglianese abbastanza statico, però Maschietto che riceve completamente libera in lunetta, poi viene falciata. Era un fallo quasi calcistico questo, Fabri. Sbatte il ginocchio Marta, si rialza e forse no, non erano 2 tiri liberi in effetti perché non stava tirando. Adesso è Malbascia che va a servire Serena Marton, ma ha riappoggiato il piede perno sull'arresto e quindi frazione di passi. Palla persa, possesso Trieste. Già. Tobu con la palla. Adesso è fallo ancora, credo, di Malbascia sulla chiusura difensiva. Sì. Fallo di Sara, più 18 Trieste. Soprattutto solo 29 punti segnatogli da BFC. Cigliani con la palla. Silli sbaglia, poi rimbalzo tocco di Pianna. Velocissima Sofì Tobu a recuperare il pallone dal palleggio di Vettori. Ancora Trieste in attacco. Dai 3 punti sbaglia Croce, Marton supera la metà campo, Pian serve proprio Croce che parte in contropiede, poi fallo di Pian che ferma almeno il contropiede. Ai, che dolore, che dolore. Situazione che non riusciamo proprio a sbloccare. Grazie, ripetiamo, alla difesa, anche alla difesa triestina che è organizzata davvero bene, perché adesso, al di là del fatto che ci concedono il tiro, che è una scelta tattica a questo punto condivisibile,
perché non abbiamo tirato con grandi percentuali da fuori, ma poi in realtà è anche molto ben adattata, va a raddoppiare quando mettiamo la palla dentro l'area, esce aggressivamente su alcune giocatrici e soprattutto sui ribaltamenti di lato, quindi non è semplicemente una difesa bulgara come si diceva una volta, ma è una difesa molto tattica, ecco. Già. Tobu con la palla. E poi è Croce a sbagliare da fuori, piana rimbalzo, poi contropiede, perde la palla. Di nuovo Tobu da attaccare sull'altro lato. Mervic rinuncia al tiro, muovono bene la palla triestina e poi è Silli che appunto non si fa pregare dai 3 punti. Pian, forse il passaggio era per Vettori, ma viene Sì, il intercettato passaggio era per Vettori. da Marta Maschietto. Era ufficialmente per lei, però Marta l'ha preso e ha pensato a tirare, purtroppo però il tiro è uscito già di partenza leggermente fuori traiettoria, dall'altra parte invece con grande esperienza. E ancora Silly, Giorgia, Sì, che è andata a chiamare veramente... la palla fuori dai 3 punti sull'anticipo, ha giocato molto bene, taglio dietro, ha ricevuto e poi ha anche segnato in traffico. Sì, è una delle giocatrici comunque che ha la media punti maggiore della sua squadra ed effettivamente ha fatto una partita estremamente concreta. Molto bene. Intanto salutiamo l'Under 15 che si sta preparando per una partita o che è appena tornata da una partita. L'Under Abbiamo 15 dovrebbe visto... essere tornata dalla partita con Valbelluna a Ok, Belluno. vediamo se hanno vinto. Dai, Fa tu! dai visi sorridenti direi che Fatu, la abbiamo partita è andata vinto? Avete bene. vinto? Sì, Sì? dicono Ah, di sì. abbiamo vinto. Bene, Bene. dai, ci tiriamo sul morale così. Complimenti al nostro Under 15. Squadra assolutamente multietnica. Sì, è veramente un piacere da genitore di una giocatrice militante dell'Under 17, è sempre un piacere vedere l'apporto anche delle più giovani Under 15 che vengono in Under 17 con grande voglia, grande forza e grande anche spirito di squadra. 49-29 a 6-34 dalla fine. BFC in attacco, servita a Giorgia Zanardo sotto canestro, palla dentro, palla fuori. Bene, adesso è proprio Giorgia dall'angolo, prende il tiro, sbaglia, però è Sponchiado a recuperare i rimbalzi d'attacco, anche perché abbiamo mosso molto bene la difesa. Serena rinuncia a un tiro da 3 per poi tirare dal gomito, è lungo il suo tiro. Trieste in attacco con Cigliani che serve poi molto bene sotto canestro, Ciotola che sbaglia da sola praticamente. Mervic che riapre per Silli che ci prova ancora ai 3 punti e non sbaglia di moltissimo. No. Bianco la palla, Sponchiado, Marton molto bene per Maschietto, anche perché la difesa triestina a questo punto si sta rilassando un attimo sul più 20. D'altronde 20 punti in 5 minuti su una partita in cui ne abbiamo segnati appena 30 sembrano veramente una mission impossible, ma anche perché Tobu continua ad attaccare la nostra difesa. Adesso è solo una rimessa da fondo, un po' di riposo per lei. Rientra nella partita Roberta Castelletto vabbè, quindi dalla padella alla alla brace. brace, però aggressiva Sponchiado che però non Ma riesce a recuperare la palla. abbiamo visto un po' più di aggressività del Conegliano che però si è svegliata un po' tardi dal torpore che l'ha avvolta tra il secondo e il terzo quarto, in particolare nel terzo. È ancora Sponchiado che non ci sta e non vuole fare questa rimessa alle ragazze di Trieste. Ma l'atteggiamento deve essere questo comunque, indipendentemente diciamo dal gap che in questo momento si è creato. Ciotola segna. Sì. Sul raddoppio difensivo è stata molto brava Silli a trovare sotto canestro l'ottimo taglio di Ciotola.
Adesso è Marton, lungo il suo tiro, a rimbalzo Maschietto, Pian con la palla. Zanardo dai 3 punti, lunghissimo il suo tiro. Sì, è proprio una scelta tattica quella di far tirare le nostre che stanno litigando parecchio con il canestro oggi. Fallo qui di Serena Marton che prova, diciamo, a metterci il cuore e l'orgoglio di sempre, ma purtroppo Sì, poi c'è da dire una cosa, che quando trovi una difesa che ti sfida così al tiro, subentra anche un problema mentale, psicologico, perché veramente poi sei costretto a tirare sapendo che non hai delle alternative e le percentuali si abbassano ulteriormente. Ancora una palla persa, Sponchiado ancora aggressiva come sempre, però meno 22, abbiamo superato la metà dell'ultimo quarto di gioco. Silly che proverà ancora i 3 punti, no, adesso attacca addirittura Marton e la batte in 1 contro 1, va a guadagnarsi un fallo, saranno 2 tiri liberi per lei. sì, lì è un fattore in questa partita, no? Beh, decisamente direi, E perché anche un comunque trattore, devo dire la verità. State assolutamente. scintille sempre nei limiti della sportività con Marta Maschietto, nel senso che è uno scontro tra titani. Sì, però è impressionante come adesso partendo da fronte a canestro, da fuori area, vada ad attaccare il canestro in 1 contro una guardia Sì, sì, assolutamente, e a batterla in velocità. una grande reattività nonostante appunto comunque un fisico imponente in termini Mm. di altezza. Sì. Zanardo per Maschietto, ancora Marton dall'angolo, un errore ma Moreto è rimasto in attacco. Adesso la difesa appunto triestina un po' ha aperto un po' le sue maglie, Sì, concede qualche rimbalzo assolutamente. in attacco, concede qualche penetrazione. Tra l'altro Fabri Silli sta giocando con l'auricolare Bluetooth, se non sbaglio. Sta ricevendo Sì, indicazioni esattamente. come Ambra Forse Angiolini da Gianni Boncompagni negli anni di Non è la Rai, dici? può essere. Tra l'altro salutiamo Ambra Angiolini? anche, no, salutiamo Mangiolini, ma salutiamo anche Ruggero Fontana che forse non tutti sanno che ha partecipato a Non è la Rai. È vero, mi Eh. hai ricordato, mi hai sbloccato un Ti ricordo ha in questo sbloccato un momento. ricordo. Noi abbiamo, abbiamo persone VIP qua al Pala BFC senza saperlo. Adesso è Mervic in palleggio, ancora Silli con la palla, consegnato per Castelletto che va ancora a attaccare l'area, poi va a servire Tramontin in panchina. Tra l'altro mi pare che a Trieste ci sia una via del Castelletto, oppure c'è il Castelletto. Ah sì? Sì, Non so, sì. chiederemo informazioni. Anzi, Può amici essere. triestini, scriveteci in chat. E continuate a votare per l'MVB, mentre Moretto va a attaccare ancora la linea di fondo a guadagnarsi un fallo. E vabbè, purtroppo dobbiamo dire anche questo, e ve lo anticipiamo, è l'ultima partita in maglia BFC per Maddalena Moretto che per motivi soprattutto personali ovviamente ha deciso di eh, continuare e finire questo campionato con un'altra squadra e quindi questa è la partita di addio con lei e quindi vogliamo ovviamente ringraziarla per tutto quello che ha fatto in questi 2 anni con noi. Ricordiamoci, anche lei comunque ha messo un mattone davvero importante nella, nella conquista della Serie B l'anno scorso come di fatto playmaker titolare della squadra. Esattamente, infatti un grande grazie a Madda per tutto quello che ha dato alla BFC. Sia in campo, ovviamente dal punto di vista tecnico, ma anche fuori, perché è comunque una ragazza che vorresti sempre avere nella tua squadra, sempre molto seria, molto professionale, si è impegnata sempre in maniera ineccepibile, quindi è legato con tutte le ragazze, sia della prima squadra sia dell'Under 19. Del settore giovanile Under 19 che quest'anno per BFC
ha visto veramente una squadra di assoluto talento. Purtroppo è stata sfortunata negli spareggi per accedere alla fase successiva, ma assolutamente un bellissimo campionato per la squadra di coach Crosetta, che ha regalato grandi emozioni ai noi tifosi e belle partite e un gran bel gioco. Segna entrambi i tiri liberi Maddalena. 3 minuti e 15, 54-34. Comunque Conegliano continua a pressare, anzi inizia a pressare a tutto campo. Contatto durissimo e un fallo in attacco a, scusate, a Martina Grassi sul blocco portato a Serena Marton, che è volata a qualche metro di distanza. E adesso è proprio Maddalena Moretto ad asciugare il parquet. Sì. Infatti comunque in questo momento del quintetto in campo abbiamo 3 giocatrici dell'Under 19. Sì. Marta Sponchiado, Maddalena Sì, Moretto e Giorgia Zanardo. e le altre due 2004. Sì, infatti, non molto più. No, vabbè, Marton 2004, Maschietta 2003, ma comunque, ragazzi, è molto giovane, proprio Sponchiado dai 3 punti, corto il suo tiro, poi tocca la struttura. Beh, comunque oggi abbiamo un 1 su X da 3. Sì, purtroppo non abbiamo le statistiche sotto mano, ma abbiamo No, perché segnato davvero poco da Double fuori. T si è licenziato, Fabio, abbiamo Double perso il T nostro statista. questa sera aveva una festa di compleanno, quindi si è Esonerato, insomma. esatto. Quindi provvederemo a licenziarlo perché non ci sembra davvero una scusa Anche valida. perché sì, diciamo che era stato sempre foraggiato di panini e patatine per ogni partita. Diciamo che buona parte dell'incasso del bar era suddiviso tra lui e suo fratello Marchetto. Va bene. Alle 20:12 di questo sabato sera un po' triste per Conegliano, che a meno 21. Dopo Vediamo. Conegliano resta in 14ª posizione a 8 punti. Trieste sale ulteriormente a 24 in attesa di vedere cosa faranno le altre squadre. Ricordiamolo già, le prossime 2 gare saranno fondamentali per il BFC, perché sabato prossimo alle 18 le ragazze di coach Carniele Pacagnan saranno a Muggia, cioè stiamo parlando della squadra attualmente a 6 punti, quindi subito dietro. E poi sabato 9 marzo alle 18:45 verrà a trovarci l'Oma Trieste, cioè l'altra squadra che si trova alle nostre spalle. Ricordiamo la formula del campionato: le ultime 2 squadre retrocedono direttamente, mentre per le squadre, poi le 4 squadre classificate subito sopra in classifica, ci saranno play out, quindi Fabio, inutile però, dire che no, saranno 2. spiegami comunque anche come funzionano i play-out, già Allora che i ci siamo. play-out saranno giocati appunto tra la 14ª, 13ª, 12ª e 11ª classificata, quindi l'11ª giocherà contro la 14ª e la 12ª contro la 13ª il primo turno. Le 2 perdenti del primo turno retrocedono, dopodiché ci sarà un'ulteriore fase tra le 2 vincenti del primo turno e a sua volta la vincente appunto del secondo turno si salva, la perdente a sua volta retrocede. Quindi diciamo di 5 squadre se ne salva solo una. Esatto. Ok, quindi E le ultime 2 retrocedono direttamente e le altre 3 retrocedono alla fine dei play-out. dei play-out. Bene, quindi ci prospetta in ogni caso un qualche mese di sofferenza per BFC. Mentre cosa succede davanti, Fabri? Mentre davanti le prime 8 squadre andranno a giocare ai playoff con la formula ovviamente prima contro ottava, secondo contro settima, eccetera. E chi va in A2? Allora, sai che la formula non è stata ancora resa nota dalla federazione? Quindi è una Siamo formula ancora all'oscuro. esattamente.
di quante squadre in realtà verranno promosse in A2 dalla Serie B. Però invece su quante squadre retrocederanno, quello è stato Quella è deciso. stato già dall'inizio del Quindi la campionato. scure del Sì, Boia sì. potrebbe abbattersi. Mamma mia, Serena Marton, bruttissimo movimento, dolore, ma lei si rialza come se niente fosse. Va bene, grazie Fabio, avevo bisogno di questo chiarimento per capire quanto dovremo soffrire ancora. E a quanto pare soffriremo tantissimo, ma soffriremo Appunto, insieme a tutti gli amici che ci seguono da casa. diciamo che per quel che riguarda questa prima nostra fase, diciamo questi nostri primi gironi, le prossime 2 partite per il BFC saranno decisive, ecco. Tanto sbaglia Giulia Vettori dai 3 punti, 4 secondi, un secondo e la partita si conclude sul 58-36 per la ginnastica triestina, che gioca un'ottima partita confermando ovviamente la sua posizione in classifica. Sì, bravissime, hanno dominato, un ottimo atteggiamento tattico, è stata creata la trappola perfetta per BFC e Sì. noi ci siamo caduti dentro con tutti e due i piedi. E quindi andiamo a scoprire chi è l'MVP della partita, ma non ve lo diciamo adesso, vi aspettiamo qui, soprattutto aspettiamo gli amici di Trieste, visto che le bottiglie di Prosecco sono indirizzate verso Probabilmente a quella loro, a quanto direzione, pare, dai voti che dai voti che abbiamo stanno arrivando, avuto però modo di vedere. siccome sono molti dobbiamo prenderci il tempo per... Pertanto Contarli. lanciamo gli sponsor, vi aspettiamo qui con la MVP o le MVP della partita. Allora, eccoci qui, siamo qui con l'MVP della partita, Roberta Castelletto. Ciao. Benvenuta Roberta, Grazie. ti facciamo i complimenti perché oggi sei stata assolutamente determinante per la vittoria della tua squadra, almeno visto qui dalla regia. Dici cosa ne pensi di questa partita? Questa partita era importante per riprendere fiducia sicuramente perché arriviamo da una serie di sconfitte, quindi abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo difeso bene e l'obiettivo l'abbiamo portato a casa. Benissimo, e porti a casa non solo questo obiettivo, ma anche una bottiglia di Prosecco messa in palio dal nostro sponsor Buzzo Wine che ti Grazie. consegno
e assieme ad un'altra che poi condividerai con la squadra. sicuramente. Cosa ne pensi per il proseguo del campionato? Quali sono i vostri obiettivi? I nostri obiettivi sono sicuramente fare il miglior risultato possibile e cercare di migliorare sempre di più, ovviamente. Bene, allora vi facciamo in bocca al lupo, oggi avete giocato benissimo, avete messo in atto una trappola perfetta per Conegliano con una difesa rocciosissima e quindi per noi è stato veramente difficile giocare e da qui abbiamo notato come siete una squadra veramente compatta e determinata. Pertanto vi facciamo i migliori auguri per questo campionato, in bocca al lupo per tutto e buon ritorno a Trieste. Grazie mille. Ciao.